Inizio io. Come diceva San Francesco, pace e bene, buon pomeriggio. Il fatto di poter presentare quello che è il percorso francescano, credo che all'interno di questo percorso francescano, davanti al fatto di poter dire un nome, una garanzia, credo che forse Francesco possa essere quel nome e quella garanzia. Una garanzia credo che sia data da una figura che oltre 800 anni e che permette tra l'altro di poter così recuperare non tanto un prodotto da vendere, quanto piuttosto qualcosa da poter offrire, qualcosa che si propone e si propone nei confronti della gente che si muove, della gente che magari può essere interessata, soprattutto nel contesto, credo, di quella che è la nostra Sardegna. Per cui si propone una memoria che è storia all'interno della nostra Sardegna, che è storia e che sa vivere anche il presente e soprattutto credo che passando da un discorso di storia, di presente, sa anche proiettarsi in un futuro. Questo credo che non possiamo togliercelo e San Francesco, parlando ai suoi frati, dice: io ho fatto la mia parte, il Signore vi insegni la vostra, proprio in un discorso di prospettiva, in un discorso di impegno, non tanto nel cercare di tenere quello che possiamo avere, quanto piuttosto metterlo in progressione, in sviluppo. Si propone una spiritualità che è quella francescana, che fa respirare di assoluto. E conoscendo la figura di Francesco, Francesco entra in merito a Dio Padre e lo esalta e porta all'ennesima potenza questa esaltazione col Cantico delle Creature, un anno prima di morire, e nella sua morte era particolarmente sofferente, però si esprime con questo Cantico delle Creature, per cui fa respirare di assoluto e rimanda continuamente a quello che è il divino. Quindi un entrare in questi luoghi e poter veramente non rimanere fermi, bloccati, ma riuscire a vivere un po' questo respiro. Si propongono anche dei valori che qualificano l'uomo, che definiscono la sua persona e le sue relazioni, in considerazione tra l'altro anche di quello che è il popolo sardo, di quelli che sono i sardi, per cui con la figura di San Francesco io credo che riusciamo a rendere presente la gente, a rendere presente i turisti, i pellegrini, di quella che è la sardità e di quelle che sono le caratteristiche proprie dei sardi. Si propone anche uno stile che è fatto di accoglienza, e sappiamo molto bene in tutti i luoghi, uno stile che è fatto anche di rispetto, che sta a rispettare, e il progetto dei luoghi francescani in Sardegna si propone come una memoria, riuscire a vivere quella che è una memoria. Tante volte oggi sempre di più andiamo un po' a dimenticare quella che è la memoria, quello che è un cercare di ritornare, non tanto per vivere cose vecchie, quanto piuttosto per entrare in merito a quella che è una dimensione di vita che ci ha permesso di arrivare oggi, che ci ha permesso di arrivare al punto in cui ci troviamo. Per cui una memoria di secoli vissuti dai nostri padri attraverso quella che è l'educazione e la formazione, attraverso una spiritualità che credo che ci appartenga, non solamente quella francescana, ma tutta una spiritualità del popolo sardo che certe volte vedo, un po' anche per quello che diceva riguardo, che cosa andiamo a vendere col discorso delle miniere? Cioè non ci rendiamo conto di quella che è la ricchezza che noi abbiamo.
non tanto ricchezza di pietre, quanto piuttosto ricchezza di storia, cioè memoria di un popolo che veramente ha vissuto è nelle sofferenze, che però poi fare memoria vuol dire recuperare quella che è un'educazione, una formazione, attraverso anche una spiritualità per questo percorso francescano che ha permesso di esaltare valori e stile propri del popolo sardo. E credo che questo possa e debba essere anche un po' una carta vincente. Tante volte noi cerchiamo di slavarci o toglierci quello che può essere l'accento sardo, o cercare proprio di dire all'estremo, all'ultimo momento che veniamo dalla Sardegna o che siamo sardi, perché ci vergogniamo forse. Io credo che forse dovremmo prendere atto e soprattutto riconoscere quella che è ricchezza, e questo solamente attraverso una memoria. Ritengo che l'anima del progetto la si debba rilevare proprio nel messaggio che San Francesco ha offerto, ma dico vivente ancora San Francesco, e che si è fatto presente con i suoi frati in tantissimi luoghi della Sardegna. Anche se sono in 14 che si sono riuniti per poter iniziare questo percorso francescano, ma i luoghi che respirano San Francesco, che respirano spiritualità francescana, sono tantissimi e sono presenti in tante parti della Sardegna, non da una parte o da un'altra, ma in diverse parti che caratterizzano poi anche quella che è la Sardegna. Per cui, ecco, quest'anima del progetto ci porta così ad incontrare quelli che sono valori francescani. E San Francesco, anche se non aveva intenzione di mettere in piedi un discorso del genere, si è ritrovato delle persone, si è ritrovato dei fratelli, poi delle sorelle e anche dei laici che hanno voluto condividere questa spiritualità, e lui, ecco, si è impegnato e soprattutto, ecco, insieme ai suoi frati ha cercato di diffondere quelli che sono valori umani, valori spirituali, valori sociali che danno vita al carisma della fraternità, per cui quella dimensione umana che fa sì che si entri nella dimensione dell'uomo, si entri nell'uomo, nel suo vissuto umano, ma anche in quella che è un'altra dimensione spirituale che credo sia importante da sottolineare e anche da far saltare fuori. Una dimensione sociale, il carisma, parlavo con qualcuno poco fa, il carisma dei francescani è proprio un essere contestualizzati all'interno della società, ma non perché erano in relazione e basta, ma perché hanno svolto una funzione sociale e di collegamento tra quello che è il governo di una città, di un paese, e quello che era la popolazione, per cui cercando continuamente di mettere insieme e di creare quei rapporti e quelle relazioni che, ecco, non solamente come dimensione umana, ma anche spirituale e sociale, permettono poi di vivere in un certo modo nella nostra terra sarda. La creazione, e credo che San Francesco col Cantico delle Creature ci aiuti un attimino ad entrare in merito a quello che è un contesto, proprio come frutto di amore e di presenza di Dio, una creazione che ci richiama continuamente ad un amore e ad un impegno costanti, quali contributo alla cura, dove cerchiamo un po' di darci da fare o cerchiamo di essere presenti o con uno sguardo nel bearci di quello che può essere un tramonto, di quello che può essere una bella natura, però tante volte, ecco, siamo chiamati ad un progresso, e Francesco si impegna a rivolgere proprio l'attenzione nei confronti del luogo dove noi viviamo e avere questa attenzione all'interno anche, ecco, della nostra isola, della nostra Sardegna. Questo percorso francescano credo che renda merito a quella che è la nostra terra e ci permetta, ecco, di essere anche qualificati nel presentare quello che è la nostra terra.
E dico che forse molto probabilmente questo progresso non c'è assolutamente, proprio perché magari ne usiamo del creato, ne usiamo e lo distruggiamo, però poi non riusciamo veramente ad essere presenti in un certo modo perché lo portiamo allo sviluppo. La fraternità, che è propria di San Francesco, per quanto il discorso della povertà o si presenti San Francesco come carisma della povertà, invece il carisma francescano è soprattutto quello della fraternità, quel vivere, ecco, tra fratelli, che si fa una fraternità che si fa incontro, che sa incontrare l'altro, sa incontrarlo, ma anche lo sa accogliere e sa, accogliendolo, sa condividere anche quello che è il pensiero, quello che è il sentimento, quello che è il bisogno dell'altro, e anche con un atteggiamento, una fraternità che è fatta di misericordia, cioè mette da parte. San Francesco dice, nel momento in cui, ecco, uno viene, ti chiede perdono, ecco, anche se non te lo chiede, eventualmente siano i suoi occhi a metterti nella situazione di prendere e di abbracciarlo. Per cui un atteggiamento di fraternità che permetta, poi anche al nostro, dico, popolo sardo, che permetta di vivere questa dimensione nei confronti di chi viene e ci visita, di chi viene e vuole così conoscere non solo la terra, ma conoscere anche quello che è l'abitante o quello che è il popolo sardo. Quell'atteggiamento di gioia festosa, un saper condividere con gli altri tanti momenti, una condivisione che nei confronti di ogni fratello, ecco, diventa una testimonianza di fraternità sperimentata sia da parte di Francesco che poi, ecco, da parte di chi accoglie, sperimentata in prima persona con il Signore Gesù Cristo. E Francesco questo lo vive e lo vive profondamente perché se il suo desiderio profondo era quello di vivere la passione di Gesù, arriva a chiedere la sofferenza della passione. E quindi chiede quelle che sono le stimate e 2 anni prima di morire riceve alla Verna le stimate. Per cui entrare in comunicazione, entrare in comunione con quello che è l'assoluto, con quello che è il divino che dicevo prima. Tutto questo, ecco, ci porta a raccontare, e quindi questo percorso francescano diventa un raccontare il vissuto, affinché il pellegrino abbia veramente la possibilità di condividere un'esperienza. Non dobbiamo andare a vendere, ripeto, vendere un prodotto, quanto piuttosto far entrare nel contesto chi si avvicina, perché l'abbiamo visto anche stamattina, cioè il pellegrino, chi vuole camminare, cioè certamente ha un sentimento, certamente, ecco, vuole incontrare, vuole sentire il profumo, vuole vedere con lo sguardo, con l'occhio, vuole sentire col sentimento e con l'anima. E noi questo glielo dobbiamo poter dare, dobbiamo essere in grado di darglielo. Quindi il fatto di condividere un'esperienza importante e concludere il percorso, ecco, con un arricchimento umano, spirituale, culturale e artistico. E chi fa questa esperienza, cioè poi se ne va soddisfatto. L'esperienza, che ne so, così ad Alghero, di chi si avvicina, viene ad Alghero San Francesco, fa il giro, vede, non so se conosciate la realtà di Alghero, cioè la soddisfazione poi è di chi ti invia una mail e magari ti manda la fotografia che ha fatto insieme ad uno dei nostri ragazzi che li ha accompagnati nella guida. Il fatto che ti mandi poi delle foto ringraziando per come è stato accolto, è l'esperienza che poi uno si porta, ma è tutto quello che poi è stato detto stamattina. Cioè non possiamo trattare la persona come qualcuno che gli mettiamo la mano in tasca perché gli portiamo via i soldi, tanto poi non si fa più vedere, ma dobbiamo lavorare, dobbiamo giocare sul fatto che il turista, il pellegrino si sia trovato bene e poi ritorni non tanto per fare una visita, ma ritorni per fermarsi. Perché? Perché ha trovato una terra, ha trovato un popolo e ha trovato dei luoghi che respirano, dei luoghi profumati. Per cui, ecco, se ne vanno dopo un percorso con questo arricchimento umano, spirituale, culturale e artistico, se ne vanno carichi.
L'importanza del cristianesimo in Sardegna permette così, e credo che ecco, la figura di San Francesco, dicevo, un nome e una garanzia, perché il francescanesimo, se si è sviluppato, è perché la terra stessa gli ha permesso di svilupparsi, in un luogo dove non posso attecchire, prendo e me ne vado, ma se ci sono e attecchisco è perché il luogo glielo permette. Il luogo, le persone permettono questo, per cui ecco, credo che sia importante il francescanesimo che è stata condivisione poi da parte del popolo, da parte di chi poi diventa accogliente nei confronti dei pellegrini. Quindi un'aria, un respiro, una spiritualità francescana che si è diffusa. Padre Paolo, non vi ho avvisato che vi avrei fatto un cenno sulla Per conclusione. concludere, ok. Per La ringrazio cui i molto. punti fondamentali che dovranno essere valorizzati attraverso il progetto in questione credo che siano gli elementi storici, e gli elementi storici credo che ce li abbiamo tutti, elementi ecco, che parlino di una storia e quindi di tutto un percorso e quindi una memoria, elementi culturali, sociali e soprattutto elementi devozionali che ci permettono ecco, di offrire qualcosa di significativo, qualcosa che possa incidere nei pellegrini che si avvicinano. Ad essi poi vanno aggiunti quella che è l'ospitalità e l'accoglienza, e anche su questo c'è proprio una proiezione che permette piano piano, man mano che si va avanti, di sviluppare questi atteggiamenti di ospitalità e di accoglienza quali valori che sono particolarmente importanti e fondamentali, ripeto, proprio perché cioè, si dica anche quello che è l'essere una cultura e l'essere un popolo sardo. Il progetto ecco, nasce con la convinzione di poter offrire non solo ospitalità, ma di poter offrire ecco, quello che è l'incontro e la convivialità. Quindi riuscire ad entrare in relazione con le persone, riuscire a comunicare qualcosa, ma anche saper ricevere, saper cogliere da chi si avvicina a noi. E poi a questo, ecco, credo che si aggiunga quella che è la bellezza del creato e dei luoghi che sono inseriti nel progetto. E credo che la Sardegna, cioè a livello di creazione, di tramonti, di luoghi, dico di perimetro come mare, ma anche interni come terra, veramente ne abbiamo tanti, forse dobbiamo convincerci solo noi di questa ricchezza. Il progetto tende ad evidenziare alcuni punti di forza, quali sono la presenza importante delle testimonianze in Sardegna di luoghi che sono riconducibili a quella che è vita francescana. Al momento ce ne sono 14 che concorrono in questo percorso, però sono destinati ad aumentare. Garantire la qualità dell'offerta, questa offerta che ecco, la ritroviamo già in rete in modo coordinato con una immagine unica, e credo che ecco, questa offerta, i luoghi stanno dentro una rete che è accomunata da un unico elemento ispiratore che abbiamo presentato, che ci consente di parlare e comunicare in modo chiaro e definito anche nei confronti del pellegrino, del turista, di qualsiasi altra figura che si presenta da noi, su uno scenario che è nazionale e internazionale, un'idea chiara di esperienza ecco, da fare. L'offerta è già organizzata secondo delle aspettative. Ancora poi altri punti sono l'esigenza di aver definito quelli che sono parametri e linee guida di adesione che ci permettono poi anche di essere garanti dell'offerta e di quelli che sono luoghi francescani. La fruibilità immediata per alcune località che già sono funzionanti, che si offrono proprio per l'accoglienza, altre invece proprio verranno anche aiutate e sono in prospettiva per questo
questa possibilità proprio di accoglienza. La costituzione a brevissimo tempo di un'associazione che sarà in grado di coordinare in modo unitario l'offerta dei luoghi francescani inseriti nel progetto, e l'associazione poi attraverso questo coordinamento permette veramente anche quello che è uno sviluppo della spiritualità, credo, francescana in tutti i luoghi, e poi riuscire a promuoverla all'interno della Sardegna proprio come eventi che diventano significativi. Ora credo che non rimanga che darci da fare, ognuno secondo credo il proprio ruolo, proprio come partecipazione e come operatività che ci siamo dati, e ripeto, cioè come ha detto San Francesco, io ho fatto la mia parte, il Signore vi insegni la vostra. E qui buon lavoro a tutti e grazie per l'ascolto. Grazie Padre Paolo. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.